Riattivato presso il Genio Civile di Agrigento il tavolo interdipartimentale finalizzato alla ricognizione del sistema ipogeico che attraversa il sottosuolo della nostra città. Il tavolo, in virtù di un provvedimento del Dipartimento regionale tecnico, sarà coordinato dal capo del Genio Civile di Agrigento e interesserà varie strutture regionali. Si insedierà entro la prima decade di maggio, come afferma il capo del Genio Civile di Agrigento, architetto Rino Lamendola. Sì, entro la prima decade di maggio insedieremo il tavolo e riprenderemo dunque i lavori che avevamo avviato già nel 2010, lavori che poi erano stati interrotti per carenza di fondi. La scorsa settimana, su mia richiesta, il dirigente generale del Dipartimento Tecnico ha riattivato il tavolo, mostrando un particolare interesse della Regione nei confronti delle criticità del sottosuolo agrigentino. Criticità che meritano nuovi investimenti al fine di superare rischi per la pubblica incolumità e al fine di valorizzare questo patrimonio del nostro territorio che caratterizza il sottosuolo. Le risorse che andremo a cercare saranno necessarie per mettere in sicurezza le costruzioni che sorgono nel centro storico di Agrigento sulle cavità della rete ipogeica del sottosuolo. Quindi la prima cosa che faremo quando ci insedieremo sarà quella di andare a georeferenziare tutti gli imbocchi degli ipogei, poi andremo a rilevare la rete ipogeica. Dopodiché andremo a individuare tutte le zone che manifestano segni di dissesto e che quindi devono essere consolidati quindi alla fine procederemo alla redazione dei progetti e al reperimento delle risorse. Tutto questo potrebbe essere finalizzato anche a riaprire ai turisti buona parte degli ipogei e questo potrebbe, diciamo, attrarre il turista di transito che oggi visita la Valle dei Templi e riparte, potrebbe essere attratto anche unitamente alla riqualificazione in atto per diversi spazi pubblici del centro storico, quindi potrebbero costituire, tutte queste cose messe insieme potrebbero costituire una risorsa importante per trasformare il turista di transito in un turista stanziale in grado di promuovere interessi economici diffusi che sono fondamentali per l'economia agrigentina.